Quarta corsa, cavalli di 3 anni non vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 10 al via, 1 Candida del Sile, Gianni Targhetta, 2 Chloe Jet, Lorenzo Baldi, 3 Conan dei Greppi, Marco Stefani, 4 Carraja Wise S, Antonio Di Nardo, 5 Costa Rica Pax, Marco Basile, 6 Cios USM, Antonio Greppi. In seconda fila 7 Chetiama, Roberto Andraghetti, 8 Se French, Maurizio Visco, 9 Cartagena Pax, Salvatore Valentino, 10 Colibri Jet, Alessandro Gocciadoro. Parte piano Cios USM che rinuncia al lancio. Veloce il 2 di Chloe Jet su Conan dei Greppi. Poi al largo Carraja Wise S al pari di Costa Rica Pax, Candida del Sile serra sotto in seconda posizione. Quindi vantaggio Lorenzo Baldi con Chloe Jet che deve subire l'attacco da parte di Conan dei Greppi con Marco Stefani. Numero Primi 200 7, metri in Katiama, 15. squalificato. L'errore di Ketiama, passa alla fine Conan dei Greppi ed è il nuovo battistrada davanti a Chloe Jet, poi Candida del Sile, Carraja Wise S che ha trovato posto in quarta posizione, mentre vediamo all'esterno in risalita Colibri Jet. 400 in 33. In vantaggio quindi Marco Stefani con il portacolori di Nicola Del Rosso, figlio di Pascià dei Greppi, che conduce a discreto ritmo, direi. Viene fuori 46 per i primi 600 metri, in seconda posizione a Numero distanza 6, per Cios USM, Chloe squalificato. Jet. Rompe Ses French che Numero era quinto lungo 8, la Ces corda. Frank, Tanto squalificato. Antonio Di Nardo accenna all'anticipo su Colibri Jet, il giro in 1-1-2, mantiene ritmo sollecito Marco Stefani, sempre Chloe Jet in seconda posizione davanti a Candida del Sile, poi Colibri Jet che avanza, è rimasto lì alla fine Antonio Di Nardo col Carraja Wise S, chilometro in 1,17 scarsi. Conan dei Greppi ha preso vantaggio, ma si stanno avvicinando gli altri e soprattutto Colibri Jet che si ingamba al suo esterno e arriva con fare molto minaccioso e appariglia completamente l'avversario. 15,4 la retta di là, mette mezzo cavallo davanti il figlio di Ridley Express, ma cerca di rientrare. Marco Stefani ha un breve arresto Colibri Jet. Avanza anche Cartagena Pax al largo, poi lungo la corda Chloe Jet e Candida del Sile, ultima curva passata in 15,3, cerca di riprendersi Conan dei Greppi, ma Colibri Jet sembra sul punto di poter passare nettamente. Colibri Jet si distende e viene a vincere molto bene, mentre per il secondo posto Cartagena Pax batte Conan dei Greppi, al quarto Chloe Jet, quindi vittoria. La seconda in carriera per Colibri Jet, questo figlio di Ridley Express e Sarsegna Jet per la scuderia Pink and Black, guida e training di Alessandro Gocciadoro. In percorso esterno è venuto a battere Cartagena Pax che di spunto ha colto il secondo su Conan dei Greppi, mentre al quarto Chloe Jet.